chi ha un mestiere in man non gli manca un toc de pan, cioè chi ha un buon lavoro, un lavoro qualsiasi diciamo con cui può produrre e guadagnarsi da vivere, appunto non gli può mancare un pezzo di pane. Abbiamo dedicato questo mese appunto al lavoro, partendo dalla data del 1° maggio, festa del lavoro dei lavoratori, festa di San Giuseppe lavoratore, e in parlare altre volte dell'aurà, cioè del lavoro come attività appunto dell'uomo, che indica proprio anche la fatica. Ricordiamoci che anche in italiano viene da labor in latino, che appunto indica proprio la fatica dell'uomo, il lavoro. Quando poi dobbiamo andare a indicare i vari lavori, le varie professioni, anche in italiano si dice appunto le professioni o i mestieri. È vero che si può dire tu che lavoro fai, che lavorate fetti, però è più appropriato dire che mestete fet, no? In milanese in realtà c'è il mestè, indica un po' tutto, perché non si dice che professione te fete, questa è una cosa, se vogliamo, molto moderna, la professione è detto più in italiano, e i mestieri sono tanti evidentemente. Più avanti parleremo magari di vari mestieri. Ci siamo ricordati già un'altra volta dell'ufelè, cioè il pasticcere, che entra nel famoso detto che abbiamo citato: ufelè fa il tuo mestiere, oppure ogni ufelè fa il suo mestiere. Se lavorà viene dal latino, anche mestiere viene dal latino praticamente. Il toscano mestieri o mestiero, che dovrebbe essere di epoca più o meno medievale, comunque quando si stava formando il volgare, richiama il ministerium latino, e secondo dei vocabolari anche il mysterum, cioè il mistero. È interessante questa, diciamo, etimologia, diciamo, duplice, ma sicuramente il ministerium è all'origine di questo vocabolo. Perché? Perché ministerium vuol dire servizio, è lo stesso che poi è andato a indicare appunto i ministri, sia i ministri politici sia i ministri di culto. Quindi chi esercita un ministero fa o dovrebbe fare un servizio, ma qui adesso non entriamo in questioni politiche, che è meglio. Certamente i mestieri possono essere di vario tipo. L'altra volta è di che i mestieri de man o de scena, con gli attrezzi per lavorare, per far fatica, e i lavori de co, i lavori intellettuali, però sempre mestieri sono. E appunto anche sui mestieri ci sono diversi proverbi. Uno è quello che ho citato all'inizio: chi ha un mestiere in man non gli manca un toc de pan. Appunto, chi fa un mestiere può portarsi a casa la pagnotta. Se poi lo fa a Milano, meglio ancora, perché c'è l'altro detto che dice che chi che volta il cù a Milano, che volta il cù al pan. Sul lavoro, anche col termine lavorare, ma anche col termine mestiere, ci sono anche dei proverbi che indicano magari il lavoro che si cerca di scansare, e su questi magari torneremo in futuro. Diciamo che poi il termine mestiere indica anche una faccenda, una scelta, un qualcosa che si fa al di là del lavoro. Per esempio, le minga un mestiere fa quelli, ma lo si può dire a uno che sta apparecchiando la tavola magari in maniera non proprio consona, oppure le proprio un bel mestiere, qualche sedere fa, ma non necessariamente intende un lavoro. Ecco che quindi abbiamo un po' inquadrato il mestiere, e dei mestieri ne parleremo più su avanti, perché ne proprio tanti dei mestieri, e ognuno, se ha un mestiere in man, non gli manca un toc de pan.